Ben ritrovati all'interno di questo spazio DEM, inteso come democratico. Ci troviamo in piazza Oberdan, all'interno quindi del Consiglio regionale, qui dove è stata partorita quella che è la riforma sanitaria regionale. Ecco il perché. Anche sono io in compagnia del dottore realmente in questo caso medico, psichiatra, in questa situazione, poi presidente della terza commissione che ha legiferato in merito, appunto, il dottor Franco Rotelli. Allora, abbiamo detto che l'argomento è quello della riforma sanitaria. Fulcro della riforma sono i CAP, quindi i centri di assistenza primaria. Lo spirito è stato quello di portare la sanità sul territorio. Come? Ma il tema è ormai in tutto il mondo le cosiddette malattie di lunga durata, cioè quelle da cui purtroppo non si guarisce ma che vanno curate per più o meno tutta la vita, predominano e dominano tutto il campo sanitario. Diabete, tumori, malattie legate alla quarta età, eccetera. Sono tutte situazioni patologiche che non utilizzano l'ospedale o non hanno particolari vantaggi dalla struttura ospedaliera e invece hanno bisogno di strutture adeguate sui territori. Siamo ancora legati a un mondo in cui le risorse vengono dedicate eminentemente alle malattie acute dentro gli ospedali, invece è necessario affrontare questa rivoluzione demografica portata anche dagli sviluppi della medicina, che fa sì che le malattie che devono essere seguite per di più sono malattie che durano tutta la vita e vanno ovviamente seguite a casa delle persone. Questi CAP, centri di assistenza primaria, saranno, uno sarà presso l'ospedale Maggiore, lato Via della Pietà, saranno aperti 8 ore al giorno, dalle ore 8 del mattino alle 20 della sera, questo nei giorni feriali. Nei giorni festivi invece saranno 2 ore, quindi dalle 8 alle 10 del mattino e anche quindi nei sabati e nei prefestivi 2 ore. Questo significa aprire una grande finestra di diciamo, accoglienza. Sarà possibile ricevere quali prestazioni presso questi centri? Ecco, io non vorrei che però si confondesse il nome di una struttura con una funzione. Voglio dire, l'attenzione primaria, l'assistenza primaria, i centri per l'assistenza primaria rimandano appunto a quanto abbiamo detto fino adesso, cioè al complesso di iniziative che la sanità mette in piedi anche in rapporto con i servizi sociali molte volte per assistere le persone fuori dall'ospedale. Questa è l'attenzione primaria, no? Che si distingue appunto dall'attenzione ospedaliera. Allora, l'attenzione primaria in questa città di Trieste, per esempio, è già fortemente sviluppata, cioè non nasce oggi. I distretti sanitari erogano molti servizi a domicilio, fanno prestazioni ambulatoriali innumerevoli, fanno attività riabilitativa anche a domicilio, fanno attività per seguire tutte le persone affette da diabete, da scompenso cardiaco, eccetera, già ora. Quindi l'assistenza primaria è già qualcosa di fortemente sviluppato in questa città, un po' di meno in altre aree della regione. I centri specifici dovranno accorpare, cosa piuttosto nuova, in modo integrato i medici di famiglia, perché i medici di famiglia finora hanno sempre operato nei loro studi in modo piuttosto individualizzato. Con i centri di assistenza primaria si vorrebbe potenziare appunto l'assistenza primaria che già esiste, integrando meglio i medici di medicina generale in questa situazione e quindi aprendo una situazione di accoglimento da parte dei medici stessi in determinate sedi anche fino a 6, 8, 12 ore al giorno. Quindi presso queste sedi quali tipi di prestazioni sarà possibile ricevere? Ma è già possibile ricevere una notevole quantità di prestazioni anche specialistiche, al distretto 2 in Via della Pietà c'è già un oculista, c'è un dermatologo, c'è un oncologo, c'è lo pneumologo, c'è un medico che fa medicina generale, ci sono infermieri, ci sono fisioterapisti, quindi c'è già una gamma di risposte che già vengono erogate che verranno potenziate appunto attraverso la presenza di medici di famiglia che quindi conoscendo direttamente i pazienti e
e avendo un rapporto costante con i loro pazienti in un determinato luogo, potranno integrare questa risposta a loro volta, in qualche modo arricchendo la loro professionalità grazie alla presenza di altri professionisti in team. Arthur Kleiman, io lo cito perché era psichiatra oltre che sociologo, afferma che non è possibile discernere fra un problema sociale e un problema sanitario. Lei condivide? In moltissimi casi condivido, non sempre, perché insomma se io ho un mal di denti forse mi basta un dentista, però molte volte il mal di denti è legato al fatto che mi curo poco e questo mi curo poco molte volte è legato a uno stile di vita inappropriato e altre volte è legato a condizioni alimentari sbagliate, quindi evidentemente anche questo singolo mal di denti spesso ha a che fare con altre questioni. Immaginarsi molte altre patologie molto più complesse in cui effettivamente il rapporto tra questione sociale e questione sanitaria è molto più stretto e la risposta quindi deve essere una risposta integrata, pensiamo a tutti i guai della quarta età. Dottor Rotelli, facciamo allora un passo indietro. Perché c'era necessità di questa riforma? Le necessità sono tante, però una precisazione per cortesia. Non scambiamo la riforma con la gestione della sanità. Voglio dire, molti problemi della sanità esistevano prima ed esisteranno ancora perché in tutto il mondo l'evoluzione della sanità segue un'evoluzione di problemi che non si risolvono dalla sera alla mattina. Quindi non scambiamo i problemi che troviamo sul tappeto con i problemi creati dalla riforma o i problemi che la riforma potrebbe anche risolvere. Comunque questa riforma nasce evidentemente da necessità di spendere meglio i quattrini che abbiamo, non certamente di spendere meno, perché l'andamento dei bilanci regionali ci dice che abbiamo continuato a spendere via via sempre di più per la sanità in questa regione, ma non molto di più. Tenendo sotto controllo la spesa, è una regione che non ha nessun debito nella sanità, credo che sia l'unica regione italiana, serve quindi spendere meglio e per questo spendere meglio significa appunto dedicare più tempo e più energie all'assistenza di lunga durata e un po' meno energie a un'assistenza sulle malattie acute su cui siamo piuttosto ben coperti da un numero di ospedali molto elevato. Grazie infinite al dottor Rotelli, ringrazio voi per l'ascolto, vi do appuntamento sempre per questo spazio tra 2 settimane alla stessa ora.